in collaborazione con Cari amici e cari amiche, siamo ospiti come Casa Zanotto oggi al ristorante Winner Bar Bistro all'interno appunto dei supermercati Winner. Sono qui con l'amico Simone, il cuoco del ristorante. Buongiorno. E col maestro Armando Zanotto. Ciao Armando, vogliamo salutare i nostri ascoltatori? Tu che sei bravo a salutare. Niente, salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando, che sono innanzitutto come dire, appassionati a questa trasmissione e quindi auguriamo una buona giornata, un buon inizio e anche un buon appetito. E allora, Simone Gobbo Sì, è lo chef del ristorante. Io ho avuto modo di assaggiare in qualche occasione quello che Simone ci presenta normalmente. La sua cucina è una cucina straordinaria. Bravo. Grazie. Simone, veramente bravo. Abbiamo voluto metterti alla prova, anche se per carità tu sarai bravissimo, però noi lo vogliamo dire a tutto il mondo che sei bravo. Fantastico. Perché oggi assaggeremo quello che stai preparando, che è la soppa coada. la soppa coada. Maestro, la soppa coada. Potremmo anche parlare veneto, perché siamo in Veneto. Allora, la soppa coada la nasce in Veneto. Certo. Ma perché nasce la soppa coada, secondo te? Perché era un mangiare dei poretti una volta e che purtroppo non aveva niente da che nutrirsi e aveva pan finché te vuoi e là col pan ha avuto questa intelligenza di creare questa soppa coada che è assai buona perché, care amiche e cari amici, la va cucinata in forno pian pianin come una gallina quando che fa i uovi. La viene coada, ecco perché si chiama coada, perché proprio è come la gallina quando che fa i uovi. Questo è importante. Noi lo cerchiamo di dire sempre, caro Bruno, lo cerchiamo di dire sempre il nostro dialetto veneto, Allora, che ha un grande valore. Ma indubbiamente. E perché, e mi batto su questo, Luca Zaia ne condivide di questo e ne è orgoglioso, che qui quando vado a fare le trasmissioni mi dice sempre Armando parla in dialetto, e tu dici, guarda, mi vedo che quando fai trasmissioni parlo sempre in dialetto e si incazza, scusami questa parola un po' osè, e si incazza perché non capisce e mi vuoi che capisce, mi voglio a capire loro che parla in una lingua che è impossibile capirla. Allora, noi qui dobbiamo esaltare con il supporto, la supervisione, chiamiamola così, del grande maestro, del grande chef Armando Zanotto, però adesso è venuta l'ora che tu ci presenti la preparazione della soppa coada. Fantastico. Ecco, allora la parola a te. Allora, al giorno d'oggi la soppa coada, per avvicinarla a un pubblico più moderno, noi presentiamo una versione che non ha solamente il piccione al suo interno, ma anche del cappone. Quindi sia il brodo di preparazione, sia la carne all'interno viene da capponi che abbiamo qui nella nostra macelleria e anche dei piccioni. La preparazione si svolge con la mondatura del piccione e del cappone, la pulizia dell'interiora, la fiammeggiatura dell'animale e poi la legatura. Lo leghiamo con della pancetta attorno e andiamo a scottarlo in padella con sedano, carote e cipolla. Bagniamo con del vino per circa un'ora e mezza, dipende dall'età del piccione e ovviamente da quanto grande è il cappone. Successivamente andiamo a raffreddare i due animali
per poi spolparli con il fondo di cottura e la polpa. Rimettiamo nel fuoco e diamo altri 10-15 minuti in modo che il fondo di cottura si rapprenda e la carne prenda molto sapore. Poi con il fondo sempre dei due animali andiamo a fare anche un brodo. Solitamente io lo faccio anche con le carcasse dei due animali. Una volta che tutte quante queste basi sono pronte, andiamo a prendere del pane raffermo che abbiamo qua, andiamo a prendere del burro e del parmigiano reggiano. Prendo il brodo e l'altro fondo che abbiamo qui. Qui abbiamo il fondo già pronto di piccione e cappone, scusa chef, e qui abbiamo il brodo caldo dei due. Cominciamo con il burro, andiamo a ungere bene la cocotte, disponiamo un po' del fondo e della carne all'interno della nostra cocotte. Armando, sulla vedere così mi vuoi a mangiando. Certo. Mi staria qua. Successivamente andiamo a pucciare il pane ecco, all'interno tocciarsi, del brodo, che possibilmente deve essere caldo, tiepido, se no vi scottei e ripetiamo l'operazione. Guarda che robetta. Tieni presente che va ancora un bel po' per la preparazione. Simone sì, anche generoso col formaggio. Sì, io in questa versione, nella versione originale il formaggio al burro viene messo anche in mezzo agli strati. Bravo. Sempre per avvicinare al pubblico moderno, sì, teniamo un po' indietro certo, il grasso bravo, e lo mettiamo solo sopra, in modo che ci sia una bella doratura del pane e una bella crosticina al di sopra. Mi parlo piano perché mi pare successivamente preparare una roba così buona. Alla fine un goccetto di burro, e una spolverata di parmigiano reggiano. Una volta composta la soppa, andiamo a covare in forno per 3-4 ore a 130 gradi. 4 ore, maestro. Sì. 120-130, dipende da quanta pazienza e tempo uno ha. E si continua a bagnare, esattamente, e si continua a bagnare con lo stesso brodo fino a che la mollica non diventa una crema. Una crema, bravo. Quindi il pane deve scomparire e tu quando nelle tue papille gustative la mangi devi sentire questa crema. Ma dove ho il pan, te dici? Il pane ovviamente si è fuso, è diventato così delicato che è importantissimo che diventi questa crema, che il pane non esista. Quindi ti meravigli, ti dici ma porco can, senti che roba che se modrio mangiare. Ecco, questo mi disaria che sarebbe quello che io insisto, far conoscere questi piatti che hanno una tradizione, però rivisitata in una chiave un po' moderna. Come ha fatto Simone. Sì, come ha fatto Simone. E perché non far conoscere a questi giovani che amano e vanno alla ricerca di quei piatti che ovviamente fanno storia e non li conoscono. Ecco, questa è una motivazione di poter far conoscere a questi giovani, che anche non credete che i giovani non siano appassionati a entrare su questa tipologia, anzi che ben venga, perché è tutta una cultura per loro, è un'educazione di entrare in questa cucina che loro purtroppo non hanno avuto questo merito, questa
fortuna di poterla conoscere prima, hai capito? Bravo, Questa è una bravo cosa, maestro. Simone, senti che il maestro è sempre poetico quando esprime le sue opinioni. Sempre al top. Adesso io penso che sia arrivato il momento di Farla covare. farla covare, però vedi, io vedere tutte queste verdure, mi metteria là, tagliar su, mi viene la voglia di lavorarla, di ciappare in man. Ci vediamo domani mattina alle 6 in cucina. Ci vediamo domani mattina alle 6 in cucina, però oggi a pranzo? Sì. A però ci sei domani mattina alle 6. Domani mattina alle 6 ci sono Guarda, in tu non cucina. Oggi al pranzo ci ho pensato io. Bravo. Va bene. Ma lui non sa quanto bello che sei lavorare a mattina presto, nessuna anima ti rompe l'anima, no? Quindi lui destreggia come vuole e manda a quel paese la persona magari che dà fastidio a quell'ora che lui è immerso nella creazione. Simone, abbi pazienza, sì. è immerso nella creazione di creare la sua gastronomia, che bisogna alzare tanto de capeo qua. Scusami, Grazie. ma è la verità. Grazie, Sì, maestro. tanta gente non capisce, ma quando che trovi un professionista come lui, lo ammiro, perché non si ritrova più, cari No, ragazzi. è vero, però mi vuoi che andiamo avanti perché ho Va voglia bene, di... perché siamo va qua che qualche andiamo ora, qua. giusto? Bene. Grazie Simone, grazie maestro. Ci vediamo a pranzo. Ci Ok. vediamo a pranzo. Bene. In collaborazione con Ed eccoci finalmente a tavola. Siamo qui in attesa di assaggiare quello che abbiamo visto preparare prima dallo chef Simone e sicuramente sarà qualcosa di straordinario. Però prima di partire vorrei ringraziare i nostri amici che ci hanno sostenuto e ringraziare la Gioia Fabri, scusami Gioia, ma quando ti vedo, io vedo il tuo entusiasmo, la tua capacità di coinvolgere anche gli altri e mi fai un po'. Gioia Fabri, detta anche Gioia di Winner. Siamo veramente onorati di aver acquisito anche tramite te un nuovo amico che ci sostiene, che sostiene le nostre puntate, che si chiama Supermercati Winner. Io darei direttamente la parola a te e dopo ringrazio anche gli altri. Beh, innanzitutto vorrei ringraziare in prima persona lo chef Armando Zanotto che ci ha onorato della sua presenza e che ci ha veramente resi partecipi di questa bella cosa. E naturalmente i supermercati Winner sono stati subito pronti a cogliere l'occasione, innanzitutto perché crediamo nel nostro territorio e soprattutto nella qualità dei prodotti, e quindi è un onore per noi ospitare lo chef e tutta l'organizzazione, perché vogliamo essere protagonisti anche noi nel far conoscere le specialità del nostro territorio. Naturalmente ringrazio tutti i ragazzi che lavorano qua con noi e che tutti i giorni, il nostro motto è la qualità per scelta, ecco, che tutti i giorni si adoperano per portare la qualità sulle tavole di tutti. Hai detto bene e non sempre la riconoscenza è portata anche al gruppo, alla squadra che ti permette alle aziende di farle diventare grandi. Sei veramente stata, è importante quello che hai detto. Noi siamo una squadra, siamo una famiglia e auspico che continui a essere così. E allora io dico che grazie anche alle manzane che ci seguono in tutte le nostre puntate, ci danno sempre del vino straordinario che è adatto ad ogni portata. Dopo interverrà anche in questa puntata come si dice, l'enologo che ci racconterà perché il vino che andremo ad aprire dopo
sarà adatto alla soppa coada che stiamo aspettando. Poi anche tu ci devi dire qualcosa del vino, ma lo facciamo dopo. Vorrei ringraziare anche i bibanesi che tu conosci, perché li trovano anche qui Anche dentro i nostri punti dentro il vendita. punto vendita, e vorrei veramente ringraziare sia Armando, che naturalmente ha la pazienza di seguirci nelle nostre avventure sia a Casa Zanotto, che Casa Zanotto oggi è ospite di Winner Supermercati. Grazie Armando. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi, grazie perché quello che noi presentiamo oggi è una cosa per conto mio molto importante, e grazie a te che abbiamo avuto il modo di conoscerti, conoscere una persona che ha il carisma, conoscere una persona che è professionale, conoscere quello che tu trasmetti a tutto il tuo gruppo. E questo è bello, tu trasmetti delle emozioni, dai una carica a tutto il tuo personale che ti coinvolge con grande soddisfazione. Questo Grazie. ti ammiro per questo. Grazie Ma molto, mille, molto. grazie chef. Noi adesso le emozioni le vorremmo portare in tavola, vorremmo portare la soppa coada, e è veramente una delle pietanze del territorio. Hai detto bene prima, noi esaltiamo, anche noi come Veneto Globe, siamo nati proprio per esaltare le peculiarità e le bontà e le caratteristiche del territorio. Avanti la soppa coada, perché io non ne posso più, voglio assaggiarla assolutamente. Eccolo chef Simone. Buongiorno Simone. Simone Come Gobbo, va Simone? ecco lui che su chiamiamola supervisione dello chef Zanotto ha avuto la pazienza dalle 6 di questa mattina di preparare la soppa coada, e adesso la andiamo ad assaggiare. La tua quadra, ben sì. Molto covata. Bene, bene. Ecco. Ma io solo a vedere, non lo so, mi si intorcolano le budella, perché voglio proprio sentire com'è questa soppa coada. Ha un aspetto straordinario, non so se la regia riesce a individuare bene, ma è veramente eccezionale. Prego chef, si accomodi anche lei con noi. Anzi, ecco, lei si accomodi con noi e prenda il microfono, che le voglio poi fare una domanda. Grazie, lei ha una maestria nel preparare le pietanze che è veramente eccezionale. Io ho sentito dalle parole della Gioia esaltare la tua figura, Simone, perché e posso dire che ha ragione, perché da quello che ho visto stamattina sei veramente un grande, e anche Armando Zanotto sostiene la stessa cosa. Grazie mille. La tua esperienza, questa esperienza che stai facendo, la presentazione di un piatto così povero ma così ricco, è diventato anche importante sulle tavole dei vari ristoranti di firma, dimmi la tua impressione. Anche se la soppa coada è considerata un piatto povero, nella preparazione racchiude un sacco di tecniche molto moderne. Dalla panificazione alla creazione di un fondo con i piccioni, quindi animali da penna. È un piatto antico che racchiude in se stesso un sacco di ricette moderne con cui esprimere non solo la stagionalità, ma anche l'originalità della regione in cui abitiamo, che è il Veneto. Io sono amante dei piatti della tradizione e cerco sempre di esprimere con le nuove tecnologie, quindi cottura sottovuoto che usiamo qui nella cucina di Winner Perizzi,
con la cottura a sto vuoto, con le restrizioni dei brodi, con i fondi, eccetera, eccetera. Ecco, in questo piatto c'è quasi tutte le tecnologie che noi usiamo qui a Winner. Non potevi esaltare al meglio quelle che sono le caratteristiche di questo piatto, io andrei ad assaggiarlo. Che cosa dite, ragazzi? Prego. Prego, assaggiamolo e sentiamo quanto veritiere sono le tue parole. Non ho parole, io veramente non ho parole, è qualcosa di eccezionale, ecco perché tante volte si dice piatto ricco micifico, ma questo non può essere un piatto ricco micifico, è un piatto straordinario. Chef, è abbastanza covata? Sì, sì. Bene. Come dire, hai seguito quell'espressione che deve essere covata come quando una gallina cova le uova. Ecco, tu l'hai fatta covare con molta tenerezza, con molto stile elegante che hai trasmesso a questo piatto qua. Quindi complimenti. Grazie mille. Beh, direi allora, Chef Zanotto, che Promosso. con la sua benedizione a Simone la mettiamo nel menù del certo. Winner Bar Bistrot. Ah, beh, sì, sì. Perfetto, perfetto. E dopo aver assaggiato questa pietanza straordinaria, direi di fare un brindisi con il bianco verdiso delle manzane. Soppa koala, Bruno. Coscia che mettene. Soppa koala, il piatto dei nostri nonni. Secondo me io ci metterei il vino dei nostri nonni. Il vino che per esempio sul tavolo di nonno Osvaldo non mancava mai. Eccolo qua. Soppa koala veneta tipica, un bel verdiso, acidulo, un po' di profumo di limone, limonato, secondo me ci sta da Dio. E attenti a non spottarvi. Ciao a tutti, buon appetito. Adesso sta arrivando, dopodiché, intanto che ci viene a versare il verdiso, anche tu mi hai parlato di un abbinamento che si potrebbe fare a questo piatto eccellente. Me ne vuoi parlare? Allora, sicuramente il verdiso delle manzane, appunto essendo un vino locale, comunque si abbina a questo piatto. Però se vogliamo comunque proporlo anche con un vino rosso, io ho selezionato dalla nostra enoteca, rimanendo rigorosamente in Veneto e nel territorio del Trevigiano, due vini, due Merlot, uno che è il Falconera dell'azienda Loredan Gasparini e l'altro è sempre un Merlot della Ida Agnoletti. Due aziende del territorio con degli ottimi vini che naturalmente potete trovare anche nella nostra enoteca insieme a tanto altro. Quindi abbiamo la possibilità di scegliere fra il rosso e il bianco, meglio di così, adesso brindiamo. Adesso facciamo un brindisi a questo piatto straordinario. Approfittiamo di questo momento, perché altrimenti non ce la gustiamo più, per salutare i nostri amici. Noi ci gustiamo la soppa coada, ma voi venite al Winner, venite al bar e al ristorante all'interno del Winner e troverete delle specialità straordinarie. Ciao amici, alla prossima! Ciao, ciao. In collaborazione con